quello che io ho fatto a Firenze, quindi partendo da un testo Sicuramente è una testa completa. è una testa tipo la medusa, No, è una testa umana, con dei capelli riccioletti. il cioletto, non con i serpenti. Sono sezioni di viso. Io devo riconoscere l'oggetto. Allora, diciamo che non necessariamente uno deve riconoscere, però è provare e vedere con le mani, con le dita, con il polpastrello. Usare il tatto invece esatto, che la vista. usare il tatto e vedere che cosa stimola in noi. Perché magari uno può anche vedere l'oggetto, però il tatto ci manda in profondità dell'oggetto o ci fa sentire una sensazione sgradevole oppure la scoperta dell'uso della materia, di quello che viene, che qualcosa di bello o di brutto può trasmettere, perché non necessariamente è questo magnifico. Io se penso solo a Steve Wonder e Ray Charles, quello che fanno quei due artisti, pure siamo ciechi dalla nascita. Allora, io fortunatamente ho ancora un piccolo rettico e comunque non sono cieca alla nascita, quindi so cosa sono i colori, loro. Però è chiaro che in questo modo Ma soprattutto il ricordo. sì, però se uno a me la cosa incredibile è che l'esclusione di un sesso non significa appiattimento, significa energizzare il resto, quindi c'è uno stimolo continuo. Io se uno mi dice una qualsiasi gradazione di rosso o di un colore, io so esattamente che colore è. Se io vedo un quadro e chiaramente mi viene descritto, probabilmente non lo vedo esattamente com'è, però è comunque emozionante, perché io mi creo una cosa che magari più bella brutta, ma è comunque non c'è un appiattimento della No, ma vita. è quando è come Il naso, diciamo che ogni coppia di occhi guarda, poi si alza la mascherina. Però i nasi più o meno abbastanza simili. più guardo i Però anche con gli occhi non siamo abituati a toccare, cioè è impossibile toccarci la